Allora, dobbiamo esporre il ruolo e le funzioni dell'UE. Abbiamo messo come la scritta tutte le bandiere dei diversi paesi. Poi qua abbiamo messo varie domande e qua ci sono le curiosità. Cos'è che fa l'Unione Europea per noi? Cosa avete scritto? Quindi fare parte dell'UE significa poter viaggiare, studiare e cercare lavoro e trascorrere gli anni della pensione ovunque liberamente in tutta Europa. L'UE non è però solo questo, si occupa anche di progettare i diritti dei consumi e finanzia le infrastrutture nelle nostre regioni. Bene, avete specificato la festa dell'Europa che è oggi, 9 maggio, la moneta in euro, la bandiera. Va bene, altro da aggiungere? Cos'è che volevi dire? No, che rappresenta un cerchio di 12 stelle che sono dorate su uno sfondo blu. Che cosa rappresentano, abbiamo detto? I vari principi, l'unione. La verità, va benissimo. Ok, bene.